Il cartello sociale di Agrigento, composto dall'Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, CGIL, CISL, UIL, interviene in merito all'incontro promosso dal Consiglio di amministrazione dell'AICA che si è svolto ad Agrigento alla presenza dei sindaci soci, deputati agrigentini e organizzazioni sociali. Nonostante la partecipazione numerosa dei primi cittadini, tra cui diversi appartenenti a comuni che da tempo non versano regolarmente le quote dovute per l'acqua prelevata, l'incontro non ha portato sostanziali novità. Alcuni sindaci, rassegnati di fronte alla complessità della situazione, hanno sottolineato la difficoltà di ottenere aiuti dalla Regione senza avere prima i conti in regola. In particolare il sindaco di Favara ha ribadito che senza il pagamento delle proprie bollette non si può chiedere sostegno alle istituzioni regionali. I deputati presenti si sono limitati a esprimere la loro disponibilità, ciascuno per la parte di competenza, in relazione ovviamente a ruoli ricoperti all'interno dell'ARS o del Parlamento nazionale. Il cartello sociale ha ribadito il proprio appello a tutti i sindaci, invitandoli a dimostrare concretamente la volontà di salvare la società pubblica, iniziando a rispettare i propri obblighi di pagamento. È stato inoltre ricordato che la Regione siciliana ha messo a disposizione 6 milioni di euro come prestito, somma che deve essere utilizzata in modo equo, evitando disparità tra i comuni virtuosi e morosi. Durante l'incontro il cartello sociale ha denunciato anche il comportamento di Siciliacque, società che dal 2004 gestisce il servizio idrico in provincia di Agrigento e che ha ricevuto nel tempo consistenti risorse pubbliche dalla Regione. Oggi tuttavia, proprio nel momento in cui il CDA di AICA, che gode la fiducia del cartello sociale per la sua azione slegata da logiche partitiche, sta tentando di risanare la società con atti concreti. Siciliacque ha intimato ad AICA di versare 22 milioni di euro di capitale più 5 milioni di euro tra interessi e spese legali. È un'azione che appare quantomeno discutibile, che fa sorgere il sospetto che vi sia la volontà di portare AICA al fallimento, anche alla luce del fatto che Siciliacque è partecipata e di fatto controllato dalla Regione. Il cartello sociale di Agrigento ha rivolto con l'intervento di Don Mario Sorce di ritornare a lavorare insieme per il bene del territorio e dei cittadini, consapevole che la croce addosso per primi è portata addosso dai sindaci. Pertanto, nel rispetto di chi è stato scelto ed eletto dai cittadini, si rivolge a tutti un appello ai sindaci e ai deputati chiedendo coerenza e responsabilità. Le dichiarazioni di vicinanza e di solidarietà non bastano, è necessario passare ai fatti attivando le iniziative possibili per fermare questo tentativo di far fallire l'AICA e garantire il diritto dei cittadini agrigentini a un servizio idrico pubblico, equo e trasparente.